Biancaneve e i sette nani. C'era una volta una bella principessa di nome Biancaneve. L'Italia si sa è terra di santi, poeti e navigatori, ma soprattutto paese di creativi, specie in periodo di quarantena. Ecco che in queste settimane di permanenza forzata nelle abitazioni, giovani e meno giovani si ingegnano per passare il tempo, in solitaria, in gruppo, oppure ancora mettendosi a disposizione della collettività. Alcuni esempi sono le varie iniziative culturali lanciate dai singoli, come quella del chioggiotto Pierluca Donin, attore, regista e direttore di Arteven, che ogni sera dedica qualche minuto ai più piccoli con la lettura di una fiaba. E vissero sempre felici e contenti. Molto varie sono anche le performance di DJ locali che, in mancanza dei soliti palchi, si sono accontentati delle stanze di casa o delle terrazze, come hanno fatto lo iesolano Alex Zorzetto e il ciliense Davide Naressi, che hanno fatto ballare i loro follower attraverso le live streaming di Facebook. Se non siete strani adesso batti anche le mani. Insomma, tutto aiuta a passare il tempo reclusi in casa, mentre la primavera, fuori dalle finestre, esplode con i suoi colori, incoraggiata dal tepore del sole, che per una volta si fa beffe di chi la natura l'ha rispettata ben poco e ora può solo stare a guardare. Come passare allora il fine settimana con gli amici se uscire non si può? Affidandosi alla modernità delle telecomunicazioni e il ritrovo è presto fatto. Grazie alle videochiamate WhatsApp, infatti, c'è già chi ha improvvisato aperitivi a distanza con gli amici o ancora scenette e balletti di gruppo. Creatività e tecnologia vengono insomma in aiuto di tutti per rispettare il dovere chiesto a ciascuno di noi per il bene della collettività, restare a casa. Ciao a voi! Ciao! Ciao!